Oggi, 2 maggio 2014, si inaugura la 16ª mostra di Arte 52. Espone la prima donna di questo progetto. Siamo molto contenti, Antonella Guidi. Casualmente non è sarda, però rientra pieno nel progetto Arte 52 perché ha deciso di trasferirsi in Sardegna per 3 mesi, di trasferire proprio la residenza e di fare un'esperienza conoscitiva di quello che è la vita in un piccolo paese. In questo caso stiamo parlando di Collinas. Lei è ospite in un bed and breakfast che è un piccolo museo di arte contemporanea, e questa sua esperienza nel piccolo paese diventa poi la mostra che lei ci propone, cioè è l'occhio di un artista che viene da fuori, che rivede la Sardegna con la sua sensibilità e la ripropone. Abbiamo gli homines, per esempio, che possono rimandare alla nostra cultura nuragica, e abbiamo poi soprattutto una ricerca di piccoli oggetti, quindi del microcosmo, che si ripropone poi in un macrocosmo, che vedremo in tante installazioni o in tante opere che, partendo per esempio dal modulo del piccolo omino, poi diventano invece una grande opera. Una mostra che, devo dire, ha anche una sensibilità diversa. Si nota il tocco femminile in un certo senso, e si nota anche l'identità non propriamente sarda, per dei colori più chiari, per una pulizia particolare e per una delicatezza che sono proprie appunto della ricerca di questo artista. Spero possa piacervi come le altre. Continuo a invitarvi a venire numerosi come sempre. Grazie. Siamo arrivati alla 16ª mostra della rassegna Arte 52. Con la mostra di Antonella Guidi, denominata Homines, andiamo praticamente ad arricchire ulteriormente la nostra offerta culturale con questa importante rassegna che ci sta dando grandi soddisfazioni, sancite anche dalle centinaia di visitatori che sono stati presenti nel weekend pasquale. La mostra Homines, persone, uomini, mi ricorda molto le frasi di Giovanni Puget, il nostro fondatore. Lui ci diceva sempre che le cose le fanno le persone. In maniera particolare le persone hanno dato tutto il loro grande contributo di professionalità, di organizzazione, di capacità espositiva, naturalmente oltre alle grandi capacità artistiche dei pittori che sino ad oggi si sono alternati. Quindi questo non può essere che di ottimo auspicio per il nostro museo e per il successo delle future esposizioni. Grazie. Homines è un altro appuntamento nel circuito di Arte 52 proposto dal Museo del Territorio dell'Esagono Rubia, un'altra occasione gradita per poter godere della produzione artistica a livello regionale. In questo caso ospitiamo una pittrice, un'artista non sarda, ma sarda perché comunque è ospite qua da noi, quindi nella nostra logica dell'ospitalità è più che sarda. In particolare abbiamo il piacere di ospitarla a Collinas in questi mesi, dove interagisce con una realtà che si è ancora conservata in gran parte come tipica, come tradizionale, e in un contesto poi privilegiato anche per quanto ci riguarda, in quanto è presente anche una struttura ricettiva che ha deciso di coniugare la rappresentazione artistica, il dibattito artistico, il dibattito culturale con quello più strettamente di ospitalità e di residenza. Quindi questa collaborazione nasce anche grazie all'interessamento della dottoressa Bianca Laura Petretto, che ha il merito e anche ha avuto la lungimiranza e l'intelligenza di investire in questo progetto, e noi del Consorzio Turistico Esagono Rubia non possiamo che cogliere a piene mani questa esperienza e riproporla e cercare quanto più possibile che esempi di questo genere si replicano nel nostro territorio, affinché diventi un territorio vivibile, sfruttabile, godibile anche dal punto di vista culturale, artistico, e non solo per le sue bellezze naturali o per le sue testimonianze archeologiche. Quindi l'invito è sempre quello, ormai lo ribadiamo da tempo: venite a trovarci, perché questi muri sono solamente
la struttura, ma la vera anima del progetto, la vera anima del Consorzio Turistico Sagona della Rubia siete voi che venite a trovarci. Homines di Antonella Guidi è una personale che traccia un percorso di questa artista nata in Romagna e diciamo così di adozione sarda, che traccia alcuni aspetti che riguardano molte tipologie dell'arte. Oggi andiamo nell'arte contemporanea, andiamo verso l'ibrido e lei racchiude tutti quegli aspetti dell'ibrido: la ceramica, le installazioni, i video, la fotografia, e manipola la materia. Nasce il suo percorso attraverso il micro, tutto quello che riguarda il piccolo, in termini anche modulari, che viene riprodotto all'infinito. Mi piace ricordare una mostra che c'è stata in questi anni a Ravenna, che si chiama Borderline. Insieme all'artista io ho visitato questa mostra e lei ha trovato moltissimi spunti e moltissime analogie con l'art brut, da Basquiat per esempio, ad altri artisti che hanno lavorato sulla follia, e lei lavora sempre su questo filo invisibile di ciò che è folle e ciò che non lo è, e quello che appare non è determinante. La sua è un'arte che sta sempre in quel filo invisibile che ci permette di essere razionali e irrazionali allo stesso tempo. La mostra che viene ospitata in questo bellissimo contesto, in questo bellissimo contenitore blu, come se fosse fluttuante nella notte, ha due momenti importanti, con un'introduzione che è data da questa ceramica del vaso che sbadiglia, dice l'artista. È una ceramica molto naturale, quindi il rapporto con la terra, che induce il visitatore in una stanza dove vengono tracciati dei segni, come nelle antiche caverne esistevano i riferimenti agli uomini, ai piccoli uomini. Homines sono gli uomini, non sono solo i maschi, ma sono appunto le persone, sono l'umanità. Lei sta dall'altra parte per guardare, cioè ha sempre questo doppio gioco di chi guarda e di chi è osservato. Questa mostra, Homines, fa parte di un circuito, non solo Arte 52, ma di un piccolo circuito dell'artista dove si pone il problema del guardare e del vedere. Nella prima stanza lei guarda tutti quegli aspetti collegati alla terra, quindi all'elemento materico, alla forma, ai graffiti, alla memoria. Invece nell'altra parte viene trattata la tematica del rapporto con lo spirituale. Infatti esiste una grande forma di un mandala che ha creato con delle microsfere di ceramica che danno questo movimento, questo andamento a tutto il percorso. In questa sala c'è la spiritualità, ci sono le persone, ma c'è anche l'evoluzione dell'artista, e la sua evoluzione si chiama trasformazione. È in continuo divenire quello che lei fa. Gli ultimi lavori rappresentano questa sottile linea dell'essere da una parte e dall'altra attraverso materiali eterei, impalpabili come la seta, come il segno della china, che richiamano, evocano la precisione dei lavori giapponesi. È un bellissimo viaggio questo, dove si fluttua, come nel mondo giapponese dell'ukiyo è un mondo fluttuante, come il suo animo creativo, quello di trovare sempre un modo per essere soffertamente, passatemi la parola, vicino al gesto e in divenire con quello che vediamo. Perché hai scelto di venire in Sardegna in questi mesi a scoprire la nostra terra? Perché la Sardegna ha quelle caratteristiche di vita ancora
sotto certi aspetti primitiva, c'è una natura ancora primitiva e quindi è un luogo che ispira, ma non solo, è anche in sintonia con quello che io faccio. Ho visto che nelle tue ultime opere stai riportando dei piccoli elementi che riguardano la nostra terra. Perché e quali hai scelto? Ci sono dei piccoli omini, ci sono gli homines che sono sempre fa parte di questa natura primordiale dell'essere umano, la natura, come si dice, primigenia, e questo è quello che io cerco, anche poi nelle persone stesse, e quindi l'impressione che la gente mi fa, io poi la traduco in quello che... Anche nei colori, tu hai una scelta proprio essenziale, spesso sono colori primari, proprio come ricerca di questa essenzialità delle cose. Sì, sì, il colore primario forse è quello che alla fine la natura stessa, no? L'essenza della natura stessa. Il segno è pulito, il colore è essenziale. Tutto rimanda io credo alle radici anche delle persone, della natura, delle cose, la rusticità. Nella tua ricerca usi molto la ceramica e anche altre tecniche. Questa è una ricerca creativa, ovviamente. Ma guarda, la mia ricerca è la materia. Quando io vedo un materiale, quel materiale mi ispira. Quel materiale mi ispira anche un metodo, perché prendo la materia e poi la sperimento in tutte le sue possibilità, ma non tutte, insomma, si cerca è una ricerca, sì, è una sperimentazione. Ecco, la sperimentazione è l'anima del mio lavoro. Ti sei trasferita a Collinas. Come ti sembra questo piccolo paese rispetto ai tanti che avrai visto? Beh, Collinas c'è una spinta propositiva straordinaria, perché c'è proprio la volontà di farlo venire fuori nella sua bellezza, nelle sue pietre, nella voglia di far conoscere questo piccolo gioiello incastonato in delle colline morbidissime, e credo che raggiungerà il suo scopo, che verrà fuori. Io ti ringrazio e spero che ti troverai bene nel nostro museo e nelle nostre dolci colline della Marmilla. Grazie. Grazie a voi.